conoscere tutte le ultime notizie da Casa Calcio Lecco 1912 prima di ogni partita del campionato di Serie C? Non perderti LCN Warm Up, il programma esclusivo a cura di Benedetta Panzeri, con news aggiornate sulla squadra bluceleste, probabili formazioni, focus sugli avversari e tanto altro. LCN Warm Up, solo sul canale YouTube di Lecco Channel e LCN Sport. Ben ritrovati amici di LCN Warm Up, siamo di nuovo qui e dopo un'altra settimana ancora una volta molto difficile per il Lecco, che scenderà in campo di venerdì sera, questa volta in casa sul campo del Riga Monticeppi contro un'avversaria sicuramente scorbutica, sempre difficile da affrontare come il Novara, e appunto arriva questo appuntamento il Lecco dopo un'altra settimana estremamente complessa, perché lo ricorderete, purtroppo è anche brutto sottolinearlo di nuovo, sabato scorso sul campo dell'Umezzana è arrivata una debacle pesantissima, una sconfitta per 4-0, una sconfitta che in realtà racconta solo parzialmente quella che è stata la partita appunto nel bresciano, perché dopo un primo tempo tutto sommato comunque discreto, nel secondo tempo il Lecco è completamente crollato e alla fine appunto è incappata in questo risultato pessimo, risultato da cui poi è scaturito un silenzio stampa che ha infastidito parecchio i tifosi, gli addetti ai lavori, e che poi è stato diciamo rotto nelle scorse ore, appunto in questa giornata di vigilia, perché è tornato a parlare mister Gennaro Volpe. È tornato a parlare dopo una settimana appunto che lui ha definito anche costruttiva, nel senso che comunque secondo lui, almeno stando alle sue parole, appunto nessuno si è perso d'animo, si è cercato di risollevare la testa, anche di farsi un po' un esame di coscienza per capire quello che davvero è successo lì sul campo di Lumezzane, e anche per provare a ricompattarsi un po', un gruppo, quello del Lecco, che comunque sta cambiando parecchio volto, un po' come era successo anche l'anno scorso di questi tempi. Si parla molto delle possibili uscite, che al momento comunque non sono state in nessun modo ufficializzate, di due pilastri del Lecco degli ultimi tempi come Celiac e Lepore. E in questo senso, cioè a sottolineare questa ipotesi, appunto a dare maggior forza a questa idea, c'è anche l'innesto arrivato proprio in maniera ufficiale nella giornata di oggi, alla vigilia di Lecco Novara, di Manuel Ferrini, un difensore, può fare sia il centrale ma agire anche da braccetto, quindi un innesto che va proprio nella direzione di sostituire poi due giocatori in partenza come Lepore, come Celiac, che si sono visti comunque ricoprire, soprattutto nel caso di Celiac, sia il ruolo di terzino che poi quello di centrale. Quindi è un Lecco che sta appunto cambiando parecchio volto, che però, e questa è una buona notizia, ha anche ritrovato praticamente tutti gli infortunati. Rimane fuori alla vigilia di questo match solo Battistini, che potrebbe rivedersi comunque tra un paio di settimane, 2 o 3 settimane, poi in base a come proseguirà il suo percorso di tentativo di curare la tendinopatia, un infortunio comunque subdolo, complesso da gestire, però appunto è ritornato anche Marrone, potrebbe rivedersi anche in campo domani dal primo minuto, in quel caso però agirà necessariamente da centrale, che è un ruolo chiaramente che richiede meno corsa, meno spinta, che in questo momento il giocatore fuori da parecchio tempo, da mesi, non potrebbe garantire. Quindi però una buona notizia per Volpe, che lo ha ribadito ancora una volta, ora non ha alibi, non ne ha più, in realtà secondo lui non ne ha mai avuti, ma soprattutto non li ha ora, perché la squadra sta cominciando ad avere una forma più compiuta tra i nuovi innesti, tra i giocatori recuperati, quindi adesso è davvero il momento di compattarsi, per usare appunto un'espressione dello stesso Volpe, è il momento di portare la nave in porto, di accompagnarla in porto. Magari ci arriverà un po' ammaccata, ma il tecnico lo ha assicurato, ci arriverà. Quindi il Lecco farà di tutto per uscire il prima possibile da una zona di classifica che sta diventando abbastanza preoccupante, e ci proverà già a partire proprio da domani, da una partita che poi ne parleremo ancora a lungo, si preannuncia comunque complessa, contro una squadra che, come ha detto ancora Volpe, è costruita comunque per stare almeno tra le prime 7-8 della classifica, quindi una squadra non da sottovalutare, con elementi comunque interessanti, una squadra che
che non segna tantissimo, ma che comunque sa creare grattacapi a chiunque. Ma sentiamo un po' le parole di Volpe appunto alla vigilia per far capire qual è la sensazione, quali sono le sensazioni da casa Lecco dopo una settimana complicata e soprattutto alla vigilia di una gara molto importante. È stata una settimana costruttiva, è stata una settimana in cui ci siamo concentrati solo e esclusivamente sul campo, perché sappiamo benissimo dell'importanza della partita di domani. Quindi pensiamo a una partita alla volta, perché bisogna guardare sempre al presente. Sicuramente in questi momenti bisogna avere la capacità di guardarsi dentro, di farsi un esame di coscienza. Io vi posso dire con certezza, con fermezza, che sto cercando di fare il mio meglio. Sto cercando di non risparmiarmi, di dedicare ogni goccia di sudore, ogni singolo minuto per questa società, per questa maglia, cercando di trovare delle soluzioni. Ma io sono sereno, nel senso che sto cercando di fare del mio meglio con tutte le difficoltà del caso, però non voglio assolutamente alibi, perché sennò se vi dico che per 2 mesi mi sono mancati 10 titolari mi dite che mi cerco alibi. Io gli alibi non li voglio più, la società non è rimasta ferma, sta prendendo dei giocatori giovani, funzionali, poi chiaramente sta a me farli mettere in una condizione più velocemente possibile, perché chiaramente sono un allenatore, sono dovuto apportare dei risultati, questo lo so benissimo, però la cosa che mi infastidisce è che si parla, soprattutto in questo ambiente, in questo mondo, si parla senza sapere e si giudica senza comprendere, però questo fa parte un po' del giochino. Il Lecco quindi, sempre per usare un'espressione di Volpe, ha davanti a sé una gara che da 1 a 10 vale 11, una sfida importantissima, delicata e che comunque è molto importante anche per il Novara, che a differenza del Lecco comunque sta attraversando un momento tutto sommato positivo, è al 9° posto in classifica, quindi sostanzialmente in linea con le aspettative, con le ambizioni di inizio stagione, ed è a 32 punti, quindi più 8 rispetto al Lecco. Soprattutto il Novara è reduce da una vittoria importante, un 3-0 contro la Virtus Verona, una vittoria quindi che dà fiducia inevitabilmente a una squadra, a un ambiente che appunto sta rispettando comunque le aspettative senza particolari problemi. Il Novara, a differenza del Lecco, non ha ancora, almeno ufficialmente, fatto mosse di mercato, nessun acquisto, nessuna cessione particolare. Tutto, o meglio molto, dipende anche dalla figura di Ongaro, attaccante che finora non ha segnato tantissimo, ma ha fatto doppietta contro la Virtus Verona appunto settimana scorsa, e che sembra essere potenzialmente in uscita. Per ora non si è mosso ancora niente, ma ha la sensazione che appunto molto dipenderà poi da questo giocatore. Per quanto riguarda la partita di domani, Gattuso, il tecnico, non potrà sicuramente contare su Donadio, che si è fatto male la scorsa settimana, ma ha già pronto il sostituto. A questo proposito vi lascio sentire le ultime notizie da casa Novara, dalle parole del collega Marco Do, che segue appunto la squadra da vicino, lo ringrazio, e poi torniamo qui per le ultime notizie e le probabili formazioni. Buongiorno a tutti, il Novara arriva a Lecco dopo la brillante vittoria contro la Virtus Verona 3-0, che ha scacciato un dicembre così così. Gli azzurri arriveranno in questa partita senza Donadio, che si è fatto male sabato nei momenti finali della partita. Purtroppo sarà assente, ma per fortuna il problema al ginocchio non ha nessun interessamento con il crociato. Il Novara fuori casa ha sempre offerto delle prestazioni ottime, ha avuto più problemi per certi versi in casa, dove ha perso 2 partite di fila a dicembre contro Triestine e Feralpi, e anche nel mese di novembre ha raccolto qualche pareggio, che sono più state delle mezze sconfitte. Arriva la partita con la solita squadra, praticamente fatta eccezione Donadio,
e sul mercato ancora gli azzurri non si sono mossi. L'attaccante ungaro, dato in uscita, ha fatto 2 gol sabato, quindi si sta valutando la sua posizione. Lui ha chiesto di essere ceduto e non vuole firmare un prolungamento del contratto, però il Novara, finché non trova un altro giocatore, deve per forza fare affidamento su ungaro. Per il resto la squadra è la solita, probabilmente sarà un 3-5-2 con Ghiringhelli sulla destra al posto di Donadio, e si spera di fare punti anche in questa trasferta contro un avversario storicamente insidioso. Per l'automazione industriale affidati a Rama Fluid Parker Store. Certificati Parker Hydraulics. Siamo specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Realizziamo tubi a bassa e ad alta pressione collaudati fino a 2000 bar. Progettazione e revamping centraline oleodinamiche e servizi completi come pulizia oli idraulici e ricambistica industriale. Rama Fluid Parker Store in via Marconi 15 a Oggiano, Lecco. Visita il sito www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile nell'automazione industriale. Il Novara quindi, come dicevamo, ha intenzione di arrivare qui a Lecco per fare la sua partita, un po' come l'ha fatta comunque nel girone di andata. Ricorderete, allo Stadio Piola era un lunedì sera, finì 0-0 e appunto l'intenzione è quella di proseguire su questa strada, anche perché appunto la classifica da un lato non preoccupa chiaramente, perché non parla di una zona pericolosa, zona retrocessione, zona play out, ma allo stesso tempo comunque non parla nemmeno di grandi possibilità di sognare in grande, no, per il Novara, che al massimo può ambire probabilmente a un buon piazzamento nei playoff. A questo proposito comunque conforta molto, come già anticipavo, la vittoria della scorsa settimana contro la Virtus Verona. Vi faccio ora leggere alcune dichiarazioni a tal proposito di Gattuso, del tecnico del Novara, che ha espresso comunque dopo la vittoria di settimana scorsa grande soddisfazione, contando poi di rivedere le buone, di ritrovare le buone sensazioni di quella partita anche domani sul campo del Riga Monticeppi. Vi faccio ora leggere appunto in grafica le sue parole dopo quella vittoria. Lui dice: la squadra ha dimostrato subito di volere il risultato in modo deciso e determinato, voleva ottenere a tutti i costi la vittoria e siamo risultati ancora intensi, come volevo e come avevamo dimostrato già contro l'Atalanta Under 23. Abbiamo fatto una grande partita, il risultato è meritato e siamo molto contenti, anche perché in casa era da tanto tempo che non si vinceva. Anche io, proseguo, ero abbastanza determinato, perché nella gara di andata non mi era andata giù per come avevamo perso, in particolare per l'episodio del rigore. Ci tenevo ancora di più con la mia squadra a portare a casa un risultato così importante. Poi Gattuso ha sottolineato appunto come ci sia stata anche la prestazione, il modo di stare in campo, in tanti hanno fatto veramente bene, dice, quindi poi ribadisce come tutta la squadra abbia fatto bene e appunto dice che nonostante magari sulla carta la squadra potesse essere un po' in difficoltà, è uscita proprio una bella vittoria, una vittoria convincente, che come dicevo poi il Novara conta di riprovarci anche qui a Lecco. Quindi ecco, ci sono gli ingredienti per vedere una partita comunque interessante, non facile per il Lecco, come già anticipavo, che però per il Lecco può essere comunque uno spartiacque. Il Lecco in questo momento deve dimostrare qualcosa in più, deve avere una reazione dopo la sconfitta per 4-0 contro il Lumezzane, che tra l'altro è arrivata dopo un'altra sconfitta, quella contro il Trento, e ora è davvero il momento di cambiare passo, anche perché se già si era fatta qualche riflessione in settimana sulla posizione di Volpe, ecco, questa partita potrebbe risultare decisiva anche in questo senso. Ma guardiamo ora le probabili formazioni della gara, quindi le probabili scelte dei due tecnici, partendo proprio dal Novara. Novara che dovrebbe cambiare praticamente niente rispetto all'ultima uscita, ripresentandosi quindi con il 3-5-2 con Minelli in porta, Cannavaro, Lorenzini e Cailoti in difesa, Ghiringhelli, Calcagni, Ranieri, Basso e Agemanga a centrocampo, con Ghiringhelli che quindi prenderà il posto dell'infortunato Donadio, Morosini e Ongaro in attacco. Dicevamo appunto un attacco che non segna tantissimo, quello del Novara, ma che comunque diciamo riesce alla fine a trovare la via del gol.
Per quanto riguarda il Lecco, sappiamo che Volpe tende a preferire la difesa a 3 e quindi con i nuovi innesti è anche probabile che domani la si veda quindi contro il Novara. Vediamo in grafica anche qui la probabile formazione: Furlan in porta, Martic, Marrone e Ferrini in difesa, quindi una difesa sostanzialmente nuova di zecca, con il probabile ma non certo al momento ritorno di Marrone e con l'innesto anche di un nuovo arrivato come Ferrini, che potrebbe avere la chance comunque di giocare dal primo minuto. Centrocampo con Grassini, Ionizza, Galli, Marino e Critta. Marino che comunque ha dato buone sensazioni almeno nel primo tempo del match contro l'Umezzane. Attacco con Galeandro e Sipos. Al momento in attacco le soluzioni sono sostanzialmente queste, considerando poi che Zuberek è dato in uscita, come anche Dore, come già citati Seliak, Lepore, come anche Rocco ovviamente, che sapete è ancora in fase di recupero dall'infortunio al volto che lo ha costretto anche a trascorrere una notte in ospedale. Quindi, come già anticipavo, ci sono diversi giocatori in questo momento in uscita, su cui magari non è nemmeno facilissimo fare previsioni a livello di tempistiche di come andranno le cose, però ecco, la situazione in vista di Lecco Novara dovrebbe essere questa, quindi sul fronte della formazione. Potrebbe, almeno chiaramente, poi nelle prossime ore qualche sviluppo è sempre lecito attenderselo. Non mi resta quindi che darvi appuntamento a venerdì sera, fischio d'inizio allo stadio Riga Monticeppi alle 20:30, e noi ovviamente saremo qui a raccontarvi la partita in diretta a LCN Stadio, per poi analizzare per voi, insieme a voi, tutto quello che sarà successo sul campo, commentarlo, sperando finalmente di poter commentare un risultato positivo, possibilmente anzi una vittoria per il Lecco che deve assolutamente rialzarsi e cambiare passo. Quindi vi ringrazio ancora per l'attenzione, non perdetevi gli ultimi aggiornamenti della vigilia e vi aspetto domani per Lecco Novara.